Venidos a historias, oeamo su piacere Mannu de aire con noi Antonianedda, dottore che tribaglia in emergenza territoriale de Sugentu e de G8. Grazie Antonio per aver accettato subito. Grazie a voi. Vamos a questionare di come funziona su Sugentu e de G8 e come è organizzata questa macchina di urgenza, come è scambiata in questo anno traballoso e abbiamo devido fare so scontos e siamo seguiti a fare so scontos con questa peste e su coronavirus. Antonio, innanzi di entrare in conto dei macchina, una domanda più personale: chi è Antonianedda? È nascido e cresciuto? Sono un useueso. Non ho con Sugoro sto intendo veramente. Sono nascito a Seui, cresciuto, pesavo in vita e ho provato gli studi fino al liceo in Seui. Poi sono venuto a Castello, ho proseguito gli studi e mi sono laureato come internaudo in medicina. E sul destino mi ha portato a fare questo mestiere di medico di emergenza, medico in strada. Però di questo non sono contento. Antonio, quali sono i mentori di Sapizzini a Chiesa? Quanto è scambiata, come è scambiata questa vita bella di Seui? Se ricordo su bellos. Ricordo sia da su tempo fatto in scuola, tutto su capo bivio delle scuole, sa famiglia, gli amici, come da prageri. E forse per gusto non mi sono spiccicato, sono parlato sempre, sono sempre tornato, non ho perduto manco un contatto, né con i familiari, né con i amici, né con Saida. Poi mancai mi si addeppio per motivo di lavoro di trasferire a Castello. L'importanza delle origini del suo luogo anche a Pobivio, il rapporto che ha dentro, il ricordo più bello sono con gli anziani. Gli anziani di Ida mi orienta, tutto i giorni mi orientano in macchina, di fare le commissioni, gli impresi, ma ricordo per comprendere un po' su chi fu, sul mondo, che una volta che mamma mi ha mandato a Castello con Pardino a fare una brighetta in città, un uigino anziano pensa che mi ha mandato, che non c'era voglia di me pesare, e di annao a mamma mia. Oh Luisa, amica, che su piccioccheddo tiene da bisogno di cosa, ci pensa a noi, ma lasciato in noi, non domandi, sai lui. Che non si manca troppo, sprageri che non si va adesso e i doveri. E questo rapporto che ha potente con gli anziani della Saida, a parte con tutto il giorno, gli amici, ma mantiene un meda e dentro in tutto il suo bagaglio, in tutto il pensamento, in tutte le idee armie, nascenti con questo rapporto. Quanto è scambiata Saida in Sosano? Commentarvi tu questo mondo con sor bessor de Saida tua, con sor mannos, come sor giovanos, stanno a contatto con sor bessor, è scambiato qualche cosa, magari pure che in Seui commenta tutto su Arbida della Sardegna, che sempre più spaguzzente, più spagor giovanos, arrivano sor bessor, sono quasi sempre solos e magari pure in Seui andiamo a questionare manca finza sul dottore, che è una cosa che non si potete intendere a DRO. È scambiata, sai, in questi ultimi anni è tanti, è scambiata a me. Massimamente per il fatto del spopolamento, che questa gente scendendo così, sti abbandonando terre
il logos e su fatto che non do da trabalho, non do futuro per giovani principalmente, ma un fatto nuovo che è succedendo in questi ultimi anni è che i anziani pure funti andando in India. A chi ne duodi si compra da una home in città o in vita anche due per servizio, anche un di tempo e tu vuoi accendere per il dottore, questo è un servizio indispensabile. E non doveva manco sul dottore, un anziano tabara da fare, che vodi, chi viene di questa sostanza si sposta a logos per fornire dei servizi indispensabili. È proprio aici. Quando noi stiamo in Ida, che ha altri aspetti, cresce a me da questi stati recuperati sul centro storico, che è una bellezza unica, in zone interne, veramente spantoso, come Dante recuperava e come questi stati do rapponna a posto. Attento a fortuna eravamo da domus fino adesso 1600, 1700 che un stati prima mantesi da Icci e funti stati a recuperare con queste caratteristiche oltre a tutto il bene ambientale che due teneos e altro. Però sul fatto che non è una idea meda attiva se vuoi e sul fatto che dove pago gente massimamente giovani come venendo lì dona da gusto sento e noi siamo abituati a avere su stradoni pieno e gente dove da 14 bar, 14 zelleri, pizzerie, molto da 4 vetti, e questo vai a comprendere come vestiti un gallo. Fa che malasciugolo vi staranno contare. Però non si dorme per tutto e cercare di fare in modo che altro spuro dormenti e apparecchiare cose, non si ha un'ordetta fare proprio per gusto. Non so manco con un pendolarismo, almeno con gusto che si possa podere in vita una saída e su che vuoi. E come entriamo, Antoni, incontro dei suoi tribagliatori? Su che te che 8 è una cosa, Ianna, manna de pochi ha bisogno di essere curato. E come te funziona su che te 8, se emergenza, se ammeghina di emergenza? Noi vediamo sempre in un vago questo che te 8, non schimmo forse scarichi cosa, ma è una macchina, un vago rimane, è difficile da fare andare avanti bene. Come te funziona? È una macchina un vago complessa. Poter dire che è un sistema nuovo, studiato, per trattare il malato non trasportando in direttura all'ospedale, anche tu dove un discorso definitiva, ma è un sistema studiato per cominciare a cura anche tu succede su fatto. Anche questa persona si intende male, sia dando musua, sia dando strada, sia dando lavoro. Ecco, noi arriviamo questo sistema e in primis su medico, c'è di diversi livelli, poi magari in questionario, come avete vari livelli desinvio del mezzo, potete commentare, vosternendo, è un sistema abbastanza nuovo, non penso che sia sempre esistito questo. Quanto anno lo vediamo questo che come non conosciamo più o manco? Noi in Sardegna è stato attivato nel 1999. Nel 2000 ha cominciato a si spainare in tutto sul territorio della Sardegna. E come funziona? Ma se domandavo, poi magari su di più attività che vedo non erano a posti, ma è una rete
cosa potevo interriare, è una rete che dona da una distribuzione canto bruso giusta in tutto il suo territorio, da mezzo, e questo mezzo sono a diverso livello de personali che portano, e quindi fino al suo trattamento che potenti vari è diverso. In tutta la Sardegna pensai cacciati due centrali operative, una a Sassari e una in Castello. Le centrali operative sono su Goro del suo sistema, poi a Inigu arriba a Salamada del suo disintendi mali o di chi ne sta assistendo dedo, e in questa centrale operativa viene filtrata e come si narra in termini tecnici, processata a Salamada, no? Si decide di usare operatori che ricci che sono infermieri professionali e preparati per questo, vidi e commentai questa situazione e manda un mezzo su un mezzo per appropriato per questa situazione che si è presentata. Manda su un prus che sta accanto, su prus che sta presa sul fatto che è successo. Questo mezzo fu sternendo in tutto il suo territorio, ci andati medas. Su i punti in prus, punti in mezzo alle base cosiddette, no? Esambulanza di volontariato, ma non fetti e volontariato, poi fino a cooperativa che vanno questo servizio, non basta a Brusu in mezzo del volontario. E antessi in tutta la Sardegna, quasi un d'ogni andai, in città del Mannar di Brusu, funti una 190. Poi noi punti il mezzo medicalizzato. Nel mezzo medicalizzato questi sono medici, sono infermieri professionalizzati e autista soccorritore, quindi è un'equipe per soccorso avanzato, come si narra, no? De gusta in tutta la Sardegna città 24. Non sono abbastanza. Non sono, può pensare in Castello, la città di Castello, la città di Manna, ce ne ha fatti due. Le dottor, scusa che intendevo girando, buona parte punti, dottor mezzo de base, e andate per essere sul mezzo effetti può gestire, poi si differenzia la gravità della situazione in colori, come si narra, no? Su colori che indica la cosa più grave, più pericolosa, è su, o dice rosso, massima emergenza, immediato pericolo di vita. Questa persona è in situazioni di estrema necessità e in questa situazione che si presenta su mezzo adatto, questo su mezzo anche attraverso su medici, questi infermieri che imperendo attrezzature avanzate all'avanguardia, attrezzature che imperano in tutto il mondo occidentale, alta tecnologia che fino a pochi anni fa non manca esistente, che non si permette di vari cose che si facevano in reparti prima specializzati addirittura. Faccio un esempio, una cardioversione, cioè uno che tiene un problema a soccorso di una aritmia maligna che sta determinando la morte di questa persona, noi facendo una cardioversione in domo ai suoi pazienti possiamo cambiare il destino del suo soggetto. Antonio, vediamo pure sull'elicottero, giusto, per su sto sbagliando adesso. Sì, no, già si informa bene. L'elicottero sul sistema, quindi come ti venendo di prima, è sa centrali su Goro, che è ricidi e poi manda su mezzo adatto, il mezzo spunti che voi tenendo prima, e in più su due fino è su in c'è questo servizio di eliambulanza, elisoccorso,
E in Sardegna c'è da 13 moi, adesso 2000, si vuole innanzi spuru, ma a un vero servizio di soccorso è partito adesso nel 2019. C'è da 13 di eliportos, uno è a Elmas, in Sore Castello, uno è a Olbia e l'altro è ad Alghero. Questi sono i logos, i eliporti di anche a parte di soccorso. Con soccorso, che è una cosa estremamente importante in un sistema di emergenza territoriale, perché si scicca gran parte delle malattie dipendenti su tempo. E sicché con l'elicottero si accelera. E in più, questa è la questione pure del logos. Anche non si arriva con il mezzo di gormauso, l'elicottero può derribare e chi proprio non può atterrare, bene di calato, equipaggio sanitario, un verricello, quindi bene di calauso e con tutta questa attrezzatura, zaino, materiali che può servire, si ona l'assistenza sanitaria. E in più, è un sistema che è stato un pago, questo fino c'è stato polemica, è stato sovradimensionato, poi tre mezzi, tre elicotteri costano, e non è che ci sia tutta questa richiesta. Però un stato sostituito a suo comienzo si pensava di piantare a svolgere questo servizio di trasporto, quindi serrendo gli ospedali dell'interno e i servizi degli ospedali piccoli, che in effetti per certe cose era meglio che i pazienti non mancano, non hanno dovuto tutte le professionalità. Ecco, questi elicotteri devono piantare i trasporti dagli ospedali SPOC cosiddetti agli ospedali hub. Però questo non si è scompletato questo lavoro, adesso una cosa che andrà per i vari politici e gli esperti può gestire meglio. Ci sono gli elicotteri, ma ancora questi ospedali esistono e non sono stati riconvertiti per fare altro. Però è un servizio di importo indispensabile e determinante in questa emergenza. In esperienza tua, tu hai anni che fa che sei soddribato in emergenza, in questa macchina di urgenza, quali sono i problemi più umani che venite? Problema non arriva a candati. Deponai che sul sistema di emergenza della regione Sardegna non era despioso, per certe cose anzi era meglio. E per certe cose, come venendo, può essere che ha equiparato sul sistema di emergenza, per esempio, della Lombardia. Faccio esempio della rete cardiologica, l'assistenza ai pazienti che hanno un infarto, che pone su pazienti in condizioni attraverso tutta una procedura approvata e studiata deve essere seguito anche os intendi mali e poi a cominciare scurasa e attraverso la telemedicina, no, con la strumentazione che teniamo, mandiamo fino a se i dati e noi poniamo in contatto con gli ospedali. Sicché questo paziente viene del ricciu in pagora direttamente partendo su pronto soccorso puro, viene del ricciu in sa emodinamica. Anche poi diventa questo intervento definitivo per questo paese arterie coronaria. Si brinca a passaggio che sono... Sì, commenti in anta. E si allazza tempo. Il cardiologo romano, il tempo è muscolo cardiaco, cioè per passatempo, per muscolo si perde. E sicché su tempo tocca adomperare a sa meglio in questa attività. Questa è una cosa che conta di brus. Quando
sa gente si intende male, me da volta pigata e stupaderetta in ospedale su pronto soccorso. Tu pensi che questa idea sia buona o male? Me da volta una di su pronto soccorso vede un montone di gente o andava e te vede a barrare tempo per me da prima di essere visitato. Si può vedere un luogo cambiare il suo sistema e te chi non andava? Si non andava. Su affari salamata su 118 non è sempre importante, che non è una cosa grave e che tende a necessità di proprio di essere assistito de personale specializzato e cant'altro, però se il rischio è questo che quando non funziona bene l'assistenza territoriale con i altri servizi o medici di base, lo sto dicendo prima, che mancano, e su carico il ribattuto a più di questo sistema che non funziona fino a se bene. E tanto su malato e a chi ne viene da bisogno si rivolge ai gusto. La mai su 118 quindi dunque serve sì quando si ne viene bisogno, quando non si intasa troppo questo sistema e rischia di impegnare il mezzo e le professionalità che due punti e poi cose che ora non funti manco non tenenti questa necessità. E questo succede con il pronto soccorso puro, con il pronto soccorso puro, questo due spreno agenti, poi ti vanti esami in direttura, si scicca di vanti controllo per approfondire adesso medico a base e chi due sta portata in mano, cioè sta accanto al pronto soccorso, agenti andano direttamente al pronto soccorso. E in questo sistema tocca da due buone in mano. Poi andiamo su pronto soccorso puro e tutto il servizio di emergenza che funti vattos e strutturati può gestire le cose più gravi quando uno ne ha bisogno e in su dubbio è meglio schizzare proprio sul sistema che tende a aiuto e gusto di questo approccio di primo trattamento avanzato in certe situazioni, ma chi non si dipone in mano, troppo gente in serie, troppo gente si presenta nel pronto soccorso, manca tenendo ha bisogno di contattare un medico e di poter donare un medico di famiglia pure, di poter donare la soluzione a chi tiene. E in cui tocca da bere questa cosa, quando studiando te, ma non esce in noi, un vago in tutto il suo sistema nazionale. Come ti si narra, tocca a ponere in riaccorrenza medicina territoriale, de dare assistenza a gente in luogo dove vivono, come ti ha mornato prima. Se ho visto in una età minore e non tengo su dottore, te può muttire su gente de 8, si mi intende male, ma magari non tengo bisogno di meda di su gente de 8, giusto? Proprio aici. Però questo servizio territoriale, anche prova pure, studiando Casa della Salute per esempio, questi presidi territoriali di specialisti, ma ancora non si è stato agattato. A parere mio, su medico, come ti vuoi su medico condotto, e medico di assistenza primaria e sa guardia medica, tenendo bisogno di pago essere bruso modulato per il territorio e per la zona e per zona interna soprattutto, con strumentazioni, c'è delle medicine, c'è il consulto che si può fare con tecnologie e ti permette di gestire certe situazioni pure. E questo deve essere su cammino di seguire per il futuro. Quanto è cambiata la maniera di tribagliare della medicina di urgenza da quando abbiamo questo coronavirus? Come è cambiata la vita di un
È scambiata che tocca da combattere con questo virus, con questa cosa che non si vede, però si va ad intendere. E tocca da fare, tocca a evitare che questo virus entri nel suo corpo. E dunque tutti gli operatori, quando hanno a visitare una persona, si devono vestire. Questa questione, questa vestimenta è che ha cambiato molto le attività. Una vestimenta particolare, specifica, che ti permette di non entrare in contatto con questo virus ed è allo stesso tempo di visitare e di vedere questa persona. Di più pensare che su medici, su operatori sanitari entrano in contatto stretto, devono toccare, devono aiutare e poi in certe situazioni addirittura fare manovre che entrano in contatto con il liquido biologico del suo soggetto e tu devi essere protetto completamente, quindi un guanto, una maschera, tutta. Si stile gai. Ecco, questo ha cambiato molto, tocca prima a si gingeri, ma sul momento dei gingeri non riesco noi d'ora, ma non può arrivare presto, perché come ti narrava prima, tocca arrivare sempre presto, non si ginge fino a che con ambulanza in tragitto, mentre le camminando non si scingendo, non si intro, può arrivare già pronti. Ma il pericolo umano è quando fai la svestizione, quando ti devi vestire con i suoi stili, che è scontaminato, può essere contaminato. E quindi dunque questo momento è lo stesso momento più delicato, ma non basta a tutto, tocca a sterilizzare, pensai, tutta l'ambulanza e tutte le attrezzature che ostento, perché no, andando a visitare un'altra persona, contagiarsi un po' gli strumenti che ha comprato con pazienti precedenti e poi contagiare questo che ha vissuto in seguito. E si chiede ad abolire, ad sterilizzare, a disinfettare e a tornare a gestire quindi il tempo di vari che ne facciamo su 5, 6 di eventi, su ne vai per spago. Però è un po' una ditta, visto che sono cristiano non sardo e donavo sempre con orgoglio questa cosa, quando visito su malato, chi di cristiano non sardo, che mi comprende, che mi dà carta di essere una persona, addirittura è l'unica cosa che entra in contatto con questa persona a moi, poi sei tutto ginto, non ti bi manco un faccio, pare essere un marziano, e con suo malato non guidi di questo. Chi intende su manco che da oggi già danzardo, di cristiano, di fare delle domande, ha un minimo di contatto ed è rapporto. Questa è una cosa bella. Ed è un po' sempre. Quando vai, queste sono le cose che mi permettono di entrare in rapporto e confidenza con il suo paziente. Sul primo tempo fu più traballosa questa cosa, non so pure teniamo timoria di questa situazione. E infatti mi collega pure operatori che alcuni si scontagiano pure, non pratica pure, è tutto certo. Un'esperienza nuova, una situazione nuova. Come brincamos un vago de questione, tu sei presidente di un assozio, sei ueso in castello in sul mondo, ma questo assozio come è nascido e poi te questo nome gai manno pure in castello una mormeda in sul mondo pure può dare pure sì da spainare a Pereola e te fa idee come è nascita questa idea? Ma questa idea si inquistionava vari anni, cioè poi sul 2011 io sono perseguito e forzato a mano una variga, un gruppo prima vostri spagos, poi a bella bello si sta maniamo, e ho organizzato riunioni e ho cercato di una senso a questa necessità di che si intendia pure,
in Casteddu tanti, c'ha di, mai da seguire, tra varie generazioni, penso che superiori a 7.000, e sicché Potenni e Itta, un po' vaire Itta, certo su scopo escluso di poter questa comunità di esistiti fuori da Saida Nadia e magari non hai qualcuno aiuto come ti potete in qualunque modo fino a se effettuando dentro gioia. Grazie a voi hai tempo su sa pazienza e secondo noi de un vago arregionato sopra un argomento umano come questo de sa macchina di urgenza e speriamo di ritornare con noi a spiegare finza di questionare dei plus di questo associo che deve essere con socio e poi questionare delle cose più belle pure. Grazie a vosaltro che mi avete invitato, mi ha fatto piacere in me saluto a tutti e spero che non si tornerà più in pressa. A te las mortas.